Per rimanere competitivo il Veneto è rimasto poco tempo e una sola strada da seguire, che lo Stato si accorga quanto sia necessario lo sviluppo delle infrastrutture, quelle opere che nel campo dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni siano accessibili a basso costo per consentire al Veneto di crescere e che invece oggi vedono il Veneto pericolosamente fermo e con il processo per l'autonomia a rischio, come denunciano le camere di commercio della nostra regione. Non si può andare avanti su questa strada del no continuo, tagliati fuori da tutte le progettazioni, da eventuali potenziamenti. Il Veneto è l'unica regione del nord Italia e quindi una regione dal punto di vista economico importante che non ha un valico verso la Germania. Sostenere l'economia del Veneto, va ricordato, significa sostenere l'economia nazionale, ma nonostante il peso economico di questa regione c'è poi qualcosa che non funziona quando si tratta di fare investimenti. Ricordiamo che il Veneto è la seconda regione per esportazione, assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna noi contiamo per il 50% del prodotto interno lordo, quindi più di così. Cancellato il treno del mattino da Padova a Roma e non più ripristinato, e poi la TAV, l'alta velocità, per la quale sembra che non ci siano i soldi per completare la progettazione oltre Verona e forse Vicenza. Cosa si vuole fare di questo territorio? Emarginarlo ancora di più? Io credo che questo territorio abbia bisogno di rispetto e soprattutto di essere sostenuto in una visione nazionale di un'economia che sta perdendo colpi. L'Emilia ormai, guardando il PIL, ha superato anche il Veneto grazie proprio alle infrastrutture come l'alta velocità. Anche in questo caso il Veneto ha rispettato le regole ed è quello che poi alla fine si vede mortificato da scelte di pianificazione nazionale che sono veramente indecorose.